Ma io prendo il fatto che Ambi si sia riuscito a mettere in tutti i vari soggetti attorno ad un tavolo e tutti i vari soggetti hanno evidenziato gli aspetti e le criticità che derivano dal fatto appunto che l'acqua viene utilizzata per molteplici scopi. Dobbiamo tener conto di tutto, dobbiamo raggiungere un equilibrio nell'utilizzo dell'acqua che era già stato raggiunto per certi versi con l'applicazione del deflusso minimo vitale in passato, e quindi oggi andare nella direzione del deflusso ecologico questo equilibrio rischia di saltare. Noi crediamo invece che vada mantenuto quell'equilibrio che era stato raggiunto e che comunque aveva consentito di garantire un buon appunto equilibrio fra gli aspetti ambientali dell'asta fluviale, quello lacustre e anche tutti gli aspetti socio-economici derivanti dall'attività umana antropica. E la normativa prevede che si possa andare in deroga sul deflusso ecologico. Quando si dimostra con delle sperimentazioni fatte sul campo che il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla normativa stessa non è raggiungibile, oppure è raggiungibile ad un costo spropositato dal punto di vista socio-economico. Ecco, noi rientriamo assolutamente in questa casistica, cioè con un costo spropositato o addirittura non realizzabile, e quindi chiediamo una deroga all'autorità di bacino nell'applicazione di questa direttiva.